Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora, io chiamavo per l'annuncio che ho trovato degli orologi. Sì, Posso parlare direttamente con lei? sì. Volevo sapere un pochettino quanti ne erano e soprattutto, siccome l'annuncio non è proprio chiaro, di che orologi si trattavano, perché io sono un collezionista, però vedo qualcosa di interessante, ma non sono sicuro di quello che vedo. Orologi da parete, Da da Parete, cucina. quindi insomma Sì, vanno bene in zona Giuliano Parete, giusto? sì, Perfetto, ho capito. Senta, diciamo sono tutti funzionanti? certo, nuovi. Ah, proprio nuovi noi, ma mi faccia capire, sono stati acquistati con uno stock oppure li vende per inutilizzo? No, li vendo in privato. Non ho capito. Li vendo in privato. Ah, è da privato? Sì, Ma sono nuovi, quindi? certo. Ah, perfetto. Senta, e volendoli acquistare tutti quanti, lei che prezzo mi farebbe? Allora, io aspetta, non mi ricordo quanto l'ho messo un prezzo. Cioè, mi sembra quanto l'ha visto il prezzo. Non lo so perché io l'ho visto ieri e mi sono segnato il suo numero. Ah, siccome è uscito un numero privato, lei non mi può mandare. Ah, è vero perché io quando chiamo purtroppo dall'ufficio c'è il numero privato. Potrebbe segnare il mio numero, lei mi fa questa cortesia così E come magari... glielo segno? Dove glielo segno? Non c'è il numero privato. No, lo segna nel senso che io adesso gliel'ho detto e lei se lo segna, questo dicevo. No, guarda, gli do il mio. Sì, aspetti, me lo segno, mi dica. Sì. Allora, Quindi non, non 327. è questo numero qua, o sì? Sì, è questo, Signora, questo è il numero. ma Allora mi deve chiamare lei, mi chiama lei questo numero. Signora, ma si è svegliata da poco? No, sono fuori a patronato. Ah, ho capito. No, perché sa cos'è? Sto girando delle cose. Se io l'ho chiamata, ovviamente vuol dire che il suo numero probabilmente ce l'ho, non è se... non Sì, so se è chiaro. ok, va bene, mi chiama questo numero. Sì. Gli dico poi il prezzo e tutti gli orologi quanto sono. Signora, però lei mi deve trattare bene. Certo, va bene, Io ok. le spiego subito perché io sto aprendo un Ma lei parco. dov'è? Che zona è? Io sono a Catania. Ah, ok, Ma non è va un problema, bene. ci Io mettiamo Palermo. d'accordo. E lo so, ho letto che lei sta a Palermo. E diciamo poi dobbiamo anche insomma in qualche modo poi vederci, io posso anche venire fino a Palermo a prenderli perché Va io vengo bene, spesso. ok, Anche certo. perché dobbiamo finirla con questa cosa che dice che voi palermitani e noi catanesi ci odiamo, non è vero. No, Noi io guarda, è una schifezza questa assolutamente non cosa. ho questa opinione di voi. È una cosa veramente che a me ogni volta che incontro uno di Palermo che mi dice perché voi catanese, voi così, quelli... sinceramente No, io non ce l'ho con nessuno. Io non penso a queste cose. Io se assolutamente. devo essere sincera, cara signora, però io mi permetto perché si sente che siete una persona per bene, io ce l'ho solamente con i napoletani, che sono la gente di merda. Ah, vabbè, questo I non lo so. i napoletani sono gente del cacchio, sono scostumati, sono gente maleducata, viene qua in Sicilia solamente e poi soprattutto ci portano queste canzoni di merda. Parliamoci chiaramente, io poi devo sapere perché esistono i cantanti siciliani che debbono cantare in napoletano e perché questi napoletani di merda non devono cantare in siciliano. Guarda, non me ne intendo di musica E e io non sì. mi interessa. Per esempio, io voglio capire perché Nico Pandetta, lei lo conosce Nico Pandetta? Il No. cantante. E Tony Colombo, lo conosce Tony Colombo? Sì, Tony Colombo non è i Palermo, piace, i non mi Palermo. piace completamente. Tony Colombo, signora cara, io voglio capire perché chi è andato praticamente a Napoli, si ha sposato pure una napoletana e sta facendo i soldi con le canzoni napoletane, quando in realtà deve cantare ciuri di tutto l'anno. Va bene, guarda, io ora devo entrare. Mi Io chiama la faccio, questo numero. la faccio però sì. signora l'ultima cosa che le devo chiedere, Gianni Celeste per esempio, no? Io voglio capire perché Gianni Celeste all'improvviso, povero Gabbiano, cioè che significa questa cosa? Perché non ha cantato, perché non ha cantato i siciliani, sta canzone capisco io perché arriva là su TikTok e diventa famoso con le canzoni napoletane, eppure secolo è vero che è secolo. Cioè, Non lo cose so, incredibili. guarda, a me non piacciono, non sono Signora, ma che minchia non ti piace manco un cazzo, scusi. E non ci piace Tono Colombo, e non ci piace Nico Guarda, va Pandetta. bene, la devo salutare perché devo entrare. Ma io non ho capito, signora, e che dice che si sente lei? Mi faccia capire, Orietta Berti, che ci piace? E non ho capito, mi faccia capire.